Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Disponibile per tutti gli utenti Android e Apple. Ti aspettiamo! Abbiamo scelto di raccontarvi il viaggio di Renzi in Calabria in due città simbolo della nostra regione, a Paola nella città del Santo con la visita a San Francesco di Paola e a Rosarno, area attraversata da numerose difficoltà, ma iniziamo proprio dalla città del Tirreno. Gianluca Pasqua. Sarà stato il clima mistico che si respira dalle parti del santuario. Sarà che anche i contestatori hanno voluto lasciare un buon ricordo della Calabria al segretario nazionale del PD, ma a Paola, dei fischi e delle urla sentite nelle altre stazioni toccate dal treno Destinazione Italia, non c'è stata traccia. Al contrario, selfie, strette di mano e applausi. Matteo Renzi cammina fianco a fianco con Mario Oliverio, Ernesto Magorno e Stefania Covello, si fa largo tra i microfoni e telecamere e augura buon lavoro al sindaco di Paola. Ciao sindaco! Buongiorno, benvenuto. In bocca al lupo e buon lavoro, che ne hai bisogno. Poi si dedica al santuario, la visita alla basilica, la chiesa nuova e la zona dei miracoli, prima di concedere l'intervista che è un resoconto di quanto visto e appuntato sulla propria agenda nelle ultime giornate calabresi. Cominciamo con la Calabria. Che Calabria ha trovato e cosa si può fare per trovare una Calabria migliore al prossimo viaggio? La Calabria è una regione ricca di bellezze e di fascino impressionante e tuttavia carica di difficoltà che tutti voi conoscete molto meglio di me. Per me questo è il terzo appuntamento in Calabria da quando non sono più Presidente del Consiglio, quindi il terzo in 9 mesi. Noi abbiamo fatto un viaggio in treno che è un viaggio molto lungo, un viaggio sui binari calabresi che sono decisamente in ritardo rispetto al resto del paese, ma che vedono per la prima volta un finanziamento, forse dai tempi di Cavour, così cospicuo come quello di 500 milioni che abbiamo lanciato nei mesi scorsi. Allora è un'immagine doppia. Da un lato ci sono i problemi, le persone che ci hanno sottolineato le difficoltà, una signora uscendo dalla stazione di Rosarno si è fermata a parlare sulle pensioni e la disoccupazione giovanile. Dall'altro però anche le opportunità, penso alla fattoria della Piana, a Rosarno, penso agli imprenditori turistici a Capo Vaticano, penso al lavoro che abbiamo fatto ieri sera a Catanzaro Lido sulle infrastrutture. Di fatto la Salerno-Reggio Calabria finalmente è andata, anche se naturalmente necessita di manutenzione come tutte le strade. La 106 ha visto sbloccati i soldi durante il governo dei 1000 giorni, 1 miliardo e 100 milioni. Ci sono poi 500 milioni sui treni, alcuni anche semplicemente per dati ai comuni per togliere questa vergogna dei passaggi a livello che bloccano la vita quotidiana di tante persone, ma poi per avere dei treni in cui non ci voglia 3 ore per andare da Capo Vaticano a Cirò Marina. C'è anche un riferimento al santuario nel suo dialogo con i giornalisti. Per Renzi è l'emblema delle potenzialità della variegata offerta turistica calabrese. Penso che il turismo religioso possa essere un altro pezzo del ragionamento della Calabria che va, anche perché il turismo religioso, nel momento in cui le infrastrutture sono degne di questo nome, può destagionalizzare un po' la presenza che altrimenti sul mare è legata soltanto al periodo che magari va da maggio a settembre, anche se ancora qualcuno abbiamo trovato a Capo Vaticano e non solo. Il treno Destinazione Italia lascerà la Calabria questa mattina, partirà dalla stazione di Paola in direzione Caserta, poi Matteo Renzi toccherà anche Napoli e Avellino, le ultime tappe del suo viaggio nel Mezzogiorno. Saliamo a bordo e la nostra telecamera riprende la macchina organizzativa del tour in piena attività. All'interno dei vagoni lo staff dell'ex premier, i giornalisti al seguito, fino a 40 a tappa, e la sala riunioni dove si decidono le strategie del viaggio renziano. Un percorso con qualche ostacolo e molte indicazioni sulla retratezza di una terra che da anni attende invano di ripartire sul serio. Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Disponibile per tutti gli utenti Android e Apple. Ti aspettiamo!